L'Inghilterra è uno dei due paesi nella storia della Formula 1 ad aver ospitato un Gran Premio ogni anno. Oggi il record rimane imbattuto grazie al Gran Premio a cui assisteremo tra poco. Il circuito di Silverstone è lungo 5,8 km e ha un totale di 18 curve. La pioggia è spesso protagonista e in queste condizioni non ci sarà la possibilità di utilizzare il DRS, ma i rettilini Wellington e Hangar rappresentano delle ottime opportunità per prendere la scia e cercare il sorpasso. Un caldo benvenuto a Luca Filippi che mi affianca in cabina quest'oggi. Parliamo un po' dell'uomo della pioggia. Come sempre, la scarsa affidabilità è una minaccia reale e oggi parte da quella posizione per un cambio alla power unit. Non sarà facile tornare davanti da lì. In ogni caso, i nuovi pezzi serviranno a mantenere la potenza necessaria per tornare davanti. Penso userà una strategia più aggressiva oggi per recuperare. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi. Dopo le fantastiche qualifiche di ieri, l'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è valso la pole position, con Charles Leclerc al suo fianco. Nel resto della griglia invece Vettel, Ricciardo, Esteban Ocon Grande Mick. e Schumacher, Norris, Albon, Verstappen e Lewis Hamilton. Inizierà più indietro a causa di una penalità in griglia di partenza presa in precedenza. Kvyat, Magnussen, George Russell e Raikkonen, Sainz, Giovinazzi, Romain Grosjean e Lance Stroll, Gasly, Latifi, Perez e l'uomo della pioggia. Con 162 penalità. Bella raga, ciò te lo comando veneziano. Siamo partiti, incredibile, siamo la seconda potenza, siamo saliti ancora, la seconda potenza in F1, però purtroppo qualificazioni inspiegabili. Ultimo posto, allora a sto punto mi sono cambiato i pezzi, ma non comprendo il perché, cioè non capisco. Ho fatto anche delle belle prove libere, c'è da dire che le prove libere le ho fatte col sole, le qualificazioni addirittura con pioggia battente, probabilmente la macchina non rende sotto la pioggia, mi viene da pensare solo questo, la gara è tutta così, quindi prevedo una merda, però speriamo bene, insomma. Dopo la vittoria arriva sempre la cagata. Ricordiamo che l'altro anno ci siamo ritirati, quest'anno dobbiamo fare di meglio, certo. Inaspettato, perché secondo posto, cioè seconda scuderia più forte a livello di prestazioni, vittoria meravigliosa in Austria, e vedere questo insomma mi fa un po' cagare, ma andiamo ragazzi, andiamo. Possiamo recuperare in gara, abbiamo la seconda macchina migliore, la Mercedes, solo la Mercedes c'è davanti. Ma qualifiche che veramente non ho capito, sotto la pioggia disastri, in prova libera potevamo arrivare quinti o sesti. Ok, grandissima partenza comunque, ho recuperato 4 position. Mamma mia che sbaglio, mamma mia che cagata. La macchina è a posto, che culo raga, che culo, madonna che culo. C'è andata di lusso. Adesso devo andare con calma perché adesso c'è tanta bagarre. Ed è pericoloso. Gigi molto indietro perché ha fatto il cambio di Power Unit, l'ho fatto perché comunque, cioè, voglio dire, ero ultimo, quindi chi se ne fotte. Sì, concordo. Perché noi siamo l'uomo della pioggia, è il nostro soprannome, dobbiamo onorarlo. Oddio, che prurito, che prurito. Scusate. Non si vede one match. Non posso rischiarmi a fare sorpassi così aggressivi con queste condizioni. Giro record di Valtteri che vuole il titolo dopo la vittoria di Hamilton dello scorso anno, di Gigi Hamilton. Grande Gigi Hamilton. Hamilton sto anno ha problemi, ma anche l'altro anno in realtà poi ha recuperato tutta la fine da Max. Chissà quando vincerà il titolo Max. Il Conte Max. Adesso siamo un attimo, diciamo, siamo prudenti in questo inizio,
Ho paura di sbagliare, perché dopo il ritiro dello scorso anno non vorrei ritirarmi anche quest'anno, grazie. Però la macchina non sembra dare il massimo con la pioggia, per il momento. Però noi siamo quelli della seconda parte della gara, quindi stiamo tranquilli e possiamo recuperare. Vorrei fare almeno un punticino, 2, vediamo se è possibile. Però sicuramente le prestazioni sono molto lontane dall'Austria e da altre gare. Bello, dai, qua stiamo andando anche bene. Non dobbiamo avere fretta però. La gara è lunghissima, 26 giri eterni. Fastest di Bottas, fastest di Valtteri. Bravo Valtteri. La sosta è prevista tra il 13° e il 20° laps. Gara non facile, non riesco più a sorpassare nessuno. Questo la prendo anche molto male, mamma mia che brutta curva che ho preso. Non c'è l'IRS ovviamente. Una gara molto complicata. Purtroppo il problema sono le qualifying session sbagliate completamente. Ah, mamma mia, lunghissimo qua. Queste le abbiamo prese molto bene. Ok. No, non ce la facciamo, non ce la possiamo fare. Niente, non riusciamo a superare Kvyat. Sono concentratissimo raga, perché con la pioggia basta un attimo del testacoda finale, ciao. In questo momento però non sembriamo la seconda potenza a livello di prestazioni, E non sto guidando magari né da campione, ma neanche proprio da Pippo Bese, insomma. Eppure non c'è sprint, non c'è niente in questo momento. Temperatura del motore alta. Andiamo su standard. Non è altissima però. Ma bruttissimo errore questo e perdiamo. Guarda, guarda, guarda. Ma perché? Ma è tutto lo spazio di là. No, ma è impressionante. È impressionante. Tutto lo spazio di là a destra e mi va a rompere le balle a me. Macchina ancora a posto, ma ragazzi, che do coglioni. La vettura che ti precede è 2,3 secondi. Qua abbiamo perso chilometri. Sta gara ho paura che finirà senza punti, salvo miracoli e safety car che al 90% arriva. Vai box Norris, ma non so che Dio, Sainz che non mi ricordo, ma veramente hai fatto tutto tu. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. Il motore si è abbassato di quasi 20 gradi.
Previsioni del tempo. Questa pioggia leggera dovrebbe durare un po'. Sì, dura per tutta la gara, però non penso che passeremo alle full wet. Vedete, sta gara per il momento va così. Pesa molto il ritiro del Canada per poter avere tanti punti in più. Speriamo di migliorare molto nella seconda parte, che di solito è un po' la nostra. Sto provando la pazzia di non fare nessuna sosta. Teoricamente non dovrei essere obbligato con il discorso della pioggia, spero. Ecco le gomme. Salvo una safety car a breve. Devo ancora andare ai box, sono primo. Stiamo soffrendo come disperati. Non posso ancora permettermi il miscelotto grasso che rischia di poter arrivare fastest di Bottas. Mercedes penalizzate dopo le soste ai box, si vede che ha tanto traffico, va al tirone. Ha perso qualche posizione. Vabbè, se vinco con 0 soste, vinco il mondiale, ve lo dico. Non ho mai fatto una gara senza soste, ve lo dico. Mancano 8 giri, però 7 sì. La vedo un po' difficilotta. Però per il momento la macchina tiene, si vede che le prestazioni sono importanti. Adesso lo vedo. Siamo comunque un diesel noi, nel senso andiamo veramente meglio nella seconda parte. A sto punto però non so neanche io cosa fare, raga. Non è sicuramente una situazione semplice. Rischio tantissimo la foratura, ovviamente. Però la macchina adesso mi sta dando grandi risposte, stiamo tenendo duro, senza bene o male rischiare troppo per il momento. Questa pioggia leggera potrebbe accompagnarci a lungo. Sì, la gara ormai finisce con la pioggia, sicuramente non vincerò, ma vediamo se riescono a fare soste. Mamma mia. Io non ho più gomme, raga. Non ne ho veramente più. Non mi sembra sia obbligatorio fare una sosta, È obbligatorio cambiare la mescola, ma non fare la sosta. Sì, e se piove. Hai ragione. Però è obbligatorio cambiare la mescola, ma non andare ai box con la pioggia se non hai l'obbligo di cambiare mescola, spero. Mamma se è dura, e ancora. Adesso Leclerc ha fatto il grandissimo sorpasso, grande Lec. Giusto così. Fa attenzione, le gomme si sono deteriorate drasticamente a questo punto. Mamma mia. Sono un pazzo, lo so. Sono arrivato nella prima stagione anche a un 90%. Vediamo se siamo fortunati. Adesso Lec se ne va. Non la tengo più, raga, non la tengo più. E qua rischiamo di non vedere la safety car, incredibile. Nessun ritiro. Adesso vedi il tiro di Lec. Sto tentando un qualcosa che non ha senso, ragazzi. Ma
monoposto è forte. Consigliamo di passare al mix 2, carburante al mix Ma 2. sta zitto. O la va o la spacca, sinceramente. Stiamo tentando un'impresa senza senso, io ve lo dico. La classica impresa comandiana. C'è una nuova strategia di Ma stai buono. Gomma al 75% e le altre non stanno certo meglio. Ocio a Seb. Non la teniamo più, non la teniamo più. Vettel mi sta tampinando. Non ha senso quello che sta succedendo. Giro record di Charles. Fastest di Charles. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Mi fa piacere. Forata, foratura, foratura, foratura. Ci ho provato, raga, ci ho provato. Ci ho provato, raga. Non la tengo più. Sì, ciao. Ci ho provato, raga. Ci ho provato. No, la tengo più. Perdita di pressione Ma vaffanculo, va. possibile foratura. Ci ho provato, ragazzi. Secondo ritiro consecutivo a Silverstone. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. L'ho azzardata, mi è andata male. Non l'avrei mai fatto se ne lotta per il mondiale, ovviamente. Ci ho Il Gran provato. Premio d'Inghilterra. Un po' dura da digerire perché mancavano 5 giri, cazzo. Cioè, a 70 cazzo, sono arrivato al 90 in Bahrain l'altro Eccoci qui anno. ancora una volta a celebrare la vittoria di una scuderia va a ormai cagare. abituata al podio. Gara perfetta. E dopo questa gara diamo un'occhiata Mick alla quinto classifica però, del molto weekend. bravo Mick, Il grande leader della Mick. classifica sperava in qualcosa di meglio. Noi qua Poi crolliamo. ora si prospetta più interessante. Grande Charles Oggi sta non sono tornando. mancate le dimostrazioni Costruttori di quinti, talento, dai, ma poteva andare questo peggio, pilota ma del poteva giorno, andare secondo decisamente me. meglio. Raga, un saluto da Dimostra Ucumendon, tutti ve ne di siamo. avere la stoffa del campione.